Buongiorno. Benvenuti a Palazzo Ferrofini, spero che mi sentiate, che mi vediate, che il collegamento sia perfetto. Eccoci qua. Allora, dicevo benvenuti a Palazzo Ferrofini, lo dico io da qui che sto sulle Dolomiti, ma evidentemente era destino che un libro sulla montagna venisse presentato proprio mentre mi trovavo qui a seguire le Olimpiadi di Milano Cortina. Ringrazio il Consiglio regionale per l'invito alla Gazzettino, sono Angela Pederiva a moderare questo appuntamento e per questo vado subito a salutare e a ringraziare a loro volta i nostri ospiti, cominciando da Riccardo Barbisan, consigliere regionale a cui spetta anche un po' il ruolo oggi di padrone di casa. Buongiorno Barbisan. Buongiorno a tutti e grazie. E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche al secondo ospite, principale relatore di oggi, Andrea De Bernardin, l'autore del libro che andremo a presentare. Buongiorno anche a lei De Bernardin. Grazie, buongiorno Angela. Fuga dalla montagna, elogio funebre o nuovo futuro, è questo il titolo del volume, edito da DBS, di cui appunto è autore De Bernardin, operatore della Marmolada, ma che tutti abbiamo conosciuto in questi anni anche come sindaco per 3 mandati di Rocca Pietre, il paese simbolo del dramma di Baia, e anche questo è uno dei temi che faranno da sfondo all'appuntamento di oggi. Ma prima di entrare negli argomenti del testo vorrei chiedere a voi qual è il vostro rapporto con la montagna. Comincerei appunto da Barbisan. Immagino che abbiate esperienze e situazioni diverse rispetto a De Bernardin. Barbisan, lei è consigliere regionale appunto di Treviso città, se non sbaglio. Posso pensare che magari la montagna la frequenti più da turista che da abitante, è così? Ma assolutamente sì, sono un classico turista della montagna bellunese. Fin da bambino le ho frequentate perché i miei genitori mi portavano a Falcade, mi portavano in queste zone dove poi ho imparato anche a sciare da piccolissimo. Ho un'immagine nella mente di mio padre piegato su se stesso che mi teneva le punte degli sci per fare lo spazzaneve, una cosa che io probabilmente per mio figlio oggi non farei mai, una fatica enorme. Mio padre con questa tuta azzurra, di quelle che si usavano alla fine degli anni '80, no? Non so se ve le ricordate, tutte intere, e quindi sì, ho avuto sempre questo rapporto con la montagna come turista, un turista invernale, diciamo così. Non ho avuto una famiglia che mi ha educato a conoscere più di tanto la montagna nel periodo estivo, quindi il mio rapporto è sempre stato occasionale, sporadico. Da turista ho imparato ad apprezzare la bellezza delle vette alpine innevate mentre sciavo. Ecco, non ho avuto altri contatti con la montagna se non da questo punto di vista. Immagino qualcosa di ben diverso rispetto al mio interlocutore di oggi. Lo presumo anch'io. De Bernardin, per lei invece la montagna è quotidianità, è vita da sempre. Lei proprio anche in questo volume, che peraltro è il secondo che dedica ai temi montani, offre uno spaccato, quasi un memoir, insomma, dei suoi ricordi già da bambino in un piccolo borgo nel territorio comunale appunto di Rocca Pietre. Ci racconta che montagna era quella? Purtroppo ho fatto un salto indietro di 50 anni quando ero bambino, perché l'anagrafe non mente, quindi si va ai primi anni 70, 75, 76, 77, erano gli anni in cui i collegamenti sciistici non c'erano ancora, quindi avevamo qualche piccolo impianto di risalita per iniziare a sciare da minuscoli bambini, piccolissimi. Io ho cominciato a forse 4 anni e mezzo, e era una vita molto molto diversa da quello. Io nel libro apro con queste 10 pagine dedicate a me bambino, ma non per parlare di me, ma per far capire come viveva un bambino, come era la vita nei nostri piccoli borghi 50 anni fa, insomma molto diversa dal giorno d'oggi. Quanto diversa? Per esempio lei racconta anche dei giochi da monello un po' che faceva a rischio quasi della sua vita su quelle rocce. Ci offre un piccolo spaccato di questo. Ma io l'ho scritto nel libro, al giorno d'oggi i bambini o rimangono ore chinati sullo smartphone a giocare, oppure per giocare devono essere portati nei luoghi preposti. Ma succede anche da noi, ed è il colmo, perché
I parchi gioco devono essere certificati europei, hanno tutta una serie di normative che se esuli dalla normativa rischi anche grosso, lo dico anche da ex sindaco, e noi invece avevamo il parco giochi più grande che io abbia mai visto, che era la natura incontaminata, che c'è ancora, i boschi, i prati, laghi, torrenti, eravamo dei piccoli selvaggi che però sono sempre riusciti, nonostante la pericolosità anche di certe cose che facevamo, spesso, raramente si sono fatti male, raramente, perché eravamo preparati anche ad affrontare quello che facevamo, era una sorta di gioco naturale che veniva spontaneo portandoci da generazioni, quindi quello che facevano i nostri nonni, i nostri padri, lo facevamo sostanzialmente anche noi, anche se i tempi erano già molto cambiati, perché negli anni 70 si viveva già una certa modernità, non mi confronto con i tempi dei nonni, però il parco giochi enorme era quello dei nonni, sì, e lì giocavamo anche abbastanza avventurosamente, insomma, per usare un eufemismo. I vostri ricordi, da turista in un caso, da residente nell'altro, ci portano già dentro i temi della montagna che sono al centro di questo volume. Barbisan, partirei con lei dal titolo, nel senso che da uomo, da legislatore appunto di pianura, come percepisce un titolo secco come questo, La fuga dalla montagna? Senza spoilerare troppo, arriveremo in fondo a questo volume per capire che la tesi di De Bernardin è che nulla sia così inevitabile, che contro questa apparente ineluttabilità si possa in realtà agire. Ma lei come prova, che cosa prova appunto di fronte all'idea di una montagna che si sta spopolando, da cui appunto si fugge? Sì, per fortuna che il titolo riporta anche il sottotitolo di Elogio funebre o nuovo futuro, nel senso che abbiamo anche questa speranza che ci lancia l'autore. Beh, io guardo i dati, no? I dati della provincia di Belluno, come guardo i dati della provincia di Treviso, in generale i dati del Veneto. E la mia prospettiva è quella di un inesorabile declino, no? E quindi oggi con questo libro indaghiamo se vi sia una speranza e quale possa essere per quello che sembra un futuro ineluttabile per la provincia di Belluno, cioè un parco giochi per turisti aperto neanche tanto, perché non siamo neanche riusciti a destagionalizzarci più di tanto, siamo ancora legati al Ferragosto e siamo ancora legati alle vacanze di Natale e le settimane bianche a febbraio, esattamente come 30 anni fa quando ero bambino io. Quindi diciamo la mia previsione da persona che appunto conosce la situazione ma non la vive, legge i dati, è quella che pian piano mi preoccupa, perché preoccupa anche una parte della provincia di Treviso. La sinistra Piave, composta da piccoli paesi con una difficoltà maggiore rispetto alla zona che vivo io della destra Piave, di accessibilità, di collegamenti, di servizi pubblici, si sta diciamo introiettando verso lo stesso un percorso che la provincia di Belluno sta facendo già da anni. Quindi la guardo anche come diciamo case history di quello che potrebbe essere un domani non solo la provincia di Belluno, perché è vero che la demografia oggi è un aspetto urgentissimo per la provincia di Belluno, ma è altrettanto vero che è un aspetto urgente anche in tutte le altre province del Veneto, anche i capoluoghi, che sono quelli che hanno sempre dato maggiore prospettiva economica, capacità di creazione di posti di lavoro, maggiori servizi, accessibilità eccetera, stanno retrocedendo dal punto di vista della popolazione. Quindi io la guardo con questa prospettiva di preoccupazione, pensando anche a cosa possiamo fare in Consiglio regionale, perché non tutto sia così ineluttabile e perché questo fenomeno non coinvolga con questa gravità altre parti del territorio veneto. Poi comunque la montagna, oggi è l'occasione con Andrea ovviamente di parlare della montagna bellunese, perché lui ne è
direi una sorta di massimo esponente, ma la montagna c'è anche in Lessinia, la montagna c'è anche nell'altopiano di Asiago, e quindi diciamo è un tema che già coinvolge almeno 3 province del nostro Veneto. Indubbiamente, per restare comunque alla provincia di Belluno, che è al centro di questo volume, lei, Barbisan, correttamente ha citato l'aspetto demografico. Istat certifica all'inizio del 2023 nel bellunese 198.105 residenti, con una proiezione fra 3 lustri di un calo di ulteriori 13.000 abitanti. Ecco, per i numeri che ci sono in alta quota, 13.000 residenti possono significare anche 3 o 4 paesi. De Bernardin, mi rivolgo a lei perché agli aspetti demografici ha dedicato giustamente un ampio capitolo del testo, facendo una zoomata poi particolare sulla Gordino, che è la sua terra di elezione. Ci snocciola qualche numero che ci aiutano a inquadrare il fenomeno? Tutti i dati che ho messo nel libro sono stati estrapolati da me, quindi me li sono creati andando a cercarmi comune per comune, dato per dato, quello che volevo io. E quindi non sono dati che mi ha fornito nessuno, però sono dati corretti purtroppo. Ho preso 10 comuni della provincia di Belluno, 10 comuni della provincia di Trento, 10 comuni della provincia di Bolzano, altrettanti di Udine e altrettanti di Pordenone, quindi l'area sostanzialmente dolomitica o marginale alle Dolomiti. Perché? Perché le 3 realtà, quindi Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, hanno 3 amministrazioni a livello politico-amministrativo diverse, molto diverse. La regione Veneto ordinaria con la provincia ordinaria di Belluno, anzi dopo la Del Rio è un ente di secondo grado pressoché inutile, purtroppo, disordinaria, sì. Poi c'è la provincia ordinaria, le province ordinarie di Udine e di Pordenone inserite nella regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, quindi diverso, e poi il top è la regione a statuto speciale del Trentino Alto Adige con le province a statuto speciale di Trento e di Bolzano. Perché ho fatto questa comparazione, questa analisi? Perché i dati sono disastrosi sia per Belluno che per Pordenone che per Udine. La montagna friulana, anche se inserita in una regione a statuto speciale, sta morendo più della montagna bellunese. I dati che ho estrapolato sono disastrosi per tutta l'alta provincia di Belluno, con comuni che io penso, dicevamo 3 lustri, 13.000 abitanti, è essere ottimisti. Io direi 3 lustri, 25.000 abitanti in meno. Noi eravamo 250.000 qualche decennio fa in provincia di Belluno, siamo sotto i 200.000 adesso, ci avvicineremo ai 150.000 fra pochi decenni, e quello sarà un momento di non ritorno, cioè saremo tutti anziani e ci sarà bisogno, più che dell'intervento politico, ci sarà bisogno della protezione civile per venire a soccorrerci tutti quanti, perché questo è un dato purtroppo di fatto. La stessa cosa la stanno vivendo le montagne di Pordenone e le montagne di Udine. Allora mi sono detto, ma allora l'autonomia del Friuli Venezia Giulia, agognata anche da noi, sperata anche da noi, io lo dico anche al di là delle appartenenze politiche che in questo caso non c'entrano, ma lo dico da federalista convinto, allora mi sono detto non è sufficiente. Però l'autonomia provinciale di Trento e di Bolzano praticamente ti dice che in Italia è l'unica zona montana in aumento demografico, anche se è cambiata un po' negli ultimi anni anche da loro, perché l'inverno demografico europeo sta coinvolgendo un pochino anche loro, ma negli ultimi 10 anni
quasi tutti i comuni delle province di Trento e di Bolzano sono andati in grande aumento demografico. C'è l'aumento più grosso, c'è la provincia di Bolzano, che è passata da 200, eravamo uguali, Belluno e Bolzano 70 anni fa avevano gli stessi abitanti, 250.000, noi siamo a 190.000 e loro sono a 450.000. Questa è la differenza amministrativa, a mio parere, che loro sono riusciti a imprimere con questa autonomia che avvicina il territorio problematico al centro di potere politico. Quindi la conclusione del mio ragionamento è: serve assolutamente l'autonomia regionale, ma successivamente, subito, deve arrivare anche una sorta di specificità vera per la provincia di Belluno, ma non solo, anche per le zone del Vicentino Alto, quindi l'altipiano di Asiago o della Lessinia, o anche del Monte Baldo, che è un'altra realtà veronese montana. Quindi molto triste e molto difficile da raggiungere, ma serve questo. Considerazioni le sue, De Bernardin, che entrano ora nel dibattito di nuovo riacceso sull'autonomia alla luce del fatto che l'argomento è rientrato nell'agenda politica dopo il passaggio di ieri a Palazzo Chigi, ma ci allargheremo troppo in questo momento. Vorrei restare un po' sulla montagna, anche perché so che abbiamo in tutto una mezz'oretta di tempo. Barbisan, proprio perché De Bernardin citava il Veneto, il Trentino e l'Alto Adige, mi viene inevitabile chiederle come sta vedendo le Olimpiadi come occasione di rilancio della montagna veneta, nel senso che queste tre province, appunto Belluno, Trento, Bolzano, sono teatro del versante nord-estino dei giochi, in aggiunta naturalmente al versante a nord-ovest, che è quello lombardo. Poi chiederò anche a De Bernardin che ne è del resto della montagna, che non è fisicamente sede delle gare olimpiche, ma intanto chiedo a lei, da sportivo, immagino, da appassionato, che cosa pensa che potranno portare queste occasioni olimpiche per la nostra montagna? Su questo tema noi abbiamo sempre investito molto, è un cavallo di battaglia che anche politicamente abbiamo portato avanti nonostante molte contrarietà, e crediamo che sia, per quello che abbiamo visto oggi, specialmente nelle nostre realtà, insomma parlo di Cortina e poi la zona di Anterselva, che è in provincia di Bolzano, una scommessa vinta, certo con tutte le problematicità che comporta avere l'evento olimpico in casa, con l'aumento dei prezzi, però devo dire che il ritorno mediatico farà bene alla montagna veneta, farà bene a Cortina. Cortina stava prendendo una china che la stava facendo espellere dalle grandi realtà delle Alpi, dell'essere una meta anche dal punto di vista dell'essere molto ambita da una clientela internazionale. Cortina aveva preso una china anche preoccupante, sappiamo quanto Cortina invece possa, con il suo claim, con il suo fascino, essere da traino per tutta la montagna veneta, per tutta la montagna bellunese. Quindi credo che l'abbiamo presa per i capelli, Cortina, e l'abbiamo rimessa dove stava negli anni 70, dove stava negli anni 80, anche fino agli anni 2000. Quindi sono contento di questo. Non credo che sia sufficiente quello che stiamo facendo con il tema delle Olimpiadi, necessario ma non sufficiente. Io ho un bellissimo ricordo di Andrea De Bernardin quando siamo andati in Marmolada a fare un consiglio regionale straordinario durante la 10ª legislatura. E lui ha aperto i lavori del consiglio dicendo una cosa che mi è rimasta in mente per sempre, adesso gliela ricordo. E lui ha detto: guardate, qui a noi non servono neanche soldi, perché i soldi ci sono, tra la stagione estiva e la stagione invernale ve la cavate, nel senso che, voglio dire, i redditi anche delle popolazioni di montagna dove ci sono impianti sciistici, c'è anche qualche polo industriale che resiste, non sono i soldi, sono l'identità. Trasferire ai ragazzi della provincia di Belluno, nati e cresciuti, un senso di appartenenza che gli permetta di dire che vale la pena avere qualche mese in più di inverno all'anno, qualche scomodità, qualche chilometro in più da fare, pur di non abbandonare la propria terra. Che quel ragazzo che studia medicina a Padova
non si innamori della pianura perché ha dentro di sé un amore per la montagna, per la terra che era di suo padre, di suo nonno, dei suoi avi, che gli faccia dire ma vale la pena comunque stare qui. Questo senso di appartenenza, lui ci diceva, esiste nelle province autonome di Trento, nelle province autonome di Bolzano. Pensiamo alla realtà del Maso Chiuso, no? Chi eredita il Maso Chiuso, se lo vende, penso che si danni l'anima, lui e i suoi discendenti per 7 generazioni. Quindi ci sono ancora dei ragazzi oggi in provincia autonoma di Bolzano che ereditano il Maso Chiuso, che vivono a 1500 metri, continuano a fare agricoltura di montagna, allevamento di montagna. Perché? Non perché sia facile e neanche diventano ricchi, ma perché c'è un senso di appartenenza che quella casa, quel pezzo di terra è la tua storia, è la tua patria, è la tua vita, è il futuro dei tuoi figli ancora. Questo senso di appartenenza noi in Veneto, adesso dalle mie parti probabilmente abbiamo già perso da molto, e anche in provincia di Belluno comunque non è così sufficiente da far pensare ai ragazzi che i patimenti economici, le scomodità siano comunque non così tante da poter lasciare la terra che ti ha visto nascere. Se noi, e questo diceva Andrea De Bernardin nel 2000, siamo venuti su nel 2018, ecco, a fare un consiglio straordinario proprio in cima alla Marmolada, e questo devo dire che è la chiave di lettura che mi persuade maggiormente su quella che può essere un'interpretazione della risoluzione dei problemi dello spopolamento. Non so se lui dal 2018 a oggi ha elaborato altre teorie oppure ha meglio ancora indagato questa stessa, però credo che al di là dei giochi, al di là della pubblicità, possiamo fare tutta la pubblicità che vogliamo, poi comunque i giochi finiscono, non è che possiamo fare i giochi ogni anno, ma comunque neanche questi risolvono la questione di una costante presenza della popolazione in montagna. Il senso di appartenenza forse sì. Vorrei sapere, scusami se mi permetto di fare io una domanda, ma vorrei sapere da Andrea se ancora è persuaso di questo e a che punto siamo. Lui faceva l'esempio del fatto che per esempio a Colle Santa Lucia e in altri comuni della provincia di Belluno si stava iniziando a insegnare il ladino, si stavano nei corsi diciamo curricolari scolastici, si stava iniziando a parlare di chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. Vorrei sapere se queste cose stanno continuando e se possono ancora essere un seme di speranza. Allora, è una delle contraddizioni più grandi del mio territorio, dell'intera montagna, penso possiamo parlare di montagna veneta, ma più allargando di più, penso che possiamo parlare di montagna italiana, quindi parlando anche dell'Appennino piuttosto che delle montagne del nord-ovest. Succede ovunque che la contraddizione più grande è l'abbandono del territorio da parte dei cittadini locali, dei residenti. I giovani non sopportano più i disagi del vivere in montagna perché hanno perso, e questa è la cosa più triste, hanno perso anche la storicità dell'essere montanaro. Non siamo, già la mia generazione iniziava a perdere la capacità di essere montanaro, perché per vivere in montagna serve essere montanaro ed è una professione che impari da bambino. La contraddizione grande è che vanno via i nostri residenti e arrivano nuovi residenti da fuori. Per fortuna devo dire che a valle delle nostre vallate dolomitiche c'è la grande pianura veneta che ha oltre 4 milioni e mezzo di abitanti. Questo per noi è una grande speranza futura, perché a mio parere potrebbe essere la chiave di volta, e il cambiamento climatico ci aiuterà in questo, per iniziare a fare un ragionamento inverso sui dati demografici. Quindi c'è gente dal padovano piuttosto che dal veneziano, piuttosto che dal trevigiano, sono le 3 province più vicine al bellunese, ma uguale è per Vicenza o Verona,
sempre più c'è gente che decide di lasciare la vita della città, soprattutto della città, quindi parlo di città un po' grosse, Verona piuttosto che Padova, ma anche la stessa Treviso, e iniziare a vivere una nuova vita. Ma, come ho detto prima, non è semplice ed è una professione che va imparata da bambini. Quindi l'arcano che ci aiuterà nel cambiare i dati demografici sarà far nascere bambini anche di famiglie che vengono dalla pianura. Posso parlare anche dei milanesi piuttosto che dei romani, piuttosto che di tanti stranieri che decidono di venire a vivere da noi, inglesi, belgi, olandesi, soprattutto qualche tedesco, tutti cittadini, ma che dovranno far nascere i loro bambini in montagna. Questa è l'unica possibilità che abbiamo, perché colui che si sposta dalla pianura e viene a vivere in montagna non è un montanaro, lo sarà suo figlio. Non so se mi sono spiegato a sufficienza, ma serve un imprinting. Io oggi sono partito durante una nevicata, direi forse la più grande dell'inverno. Ci sono oltre 30 centimetri di neve dove sono partito io, e sono sceso a Venezia, ma senza grandi problemi. Mi faceva più paura, e la domanda che ho fatto a Riccardo l'altro giorno è stato: non troverò mica l'acqua alta a Venezia? Per dire, io sono partito a 1250 metri durante una grande nevicata e senza nessun problema sono sceso verso Belluno, incontrando neve in tutta la provincia. 60 chilometri dal mio paese a Belluno, 60 chilometri di neve, strade bianche, brutte, bruttissime. Per me il problema è iniziato dall'autostrada in poi. Ho detto: se trovo la nebbia sono spacciato, se arrivo a Venezia che trovo l'acqua alta sono ancora più spacciato, per far capire che essere montanaro per me è una cosa che mi è stata regalata dai miei avi che mi hanno fatto nascere lì. E chi sta in montagna però chiede attenzione, sostegno alle istituzioni. Barbisan, lei è un legislatore regionale, dobbiamo però tenere presente che di recente è stata approvata una norma statale, le disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. All'interno di questa cornice appunto statale, che cos'è che il Consiglio regionale del Veneto può fare per andare incontro alle esigenze dei nostri territori montani? Avete qualche progetto di legge nel cassetto? No, non abbiamo progetti di legge, ma abbiamo un progetto più ampio che è quello del bilancio regionale, che avrà il suo debutto in Consiglio regionale tra poche settimane, tra pochi giorni. Adesso non voglio rubare il lavoro al Presidente Stefani e tantomeno all'assessore Giacinti, però nel bilancio della Regione Veneto ci sarà una maggiore attenzione sul tema della montagna. Saranno, diciamo, enucleate, spunte alcune cifre sul tema della montagna, e siccome il bilancio poi sarà oggetto di una conferenza stampa non voglio, ecco, appunto, rubare il lavoro ad altri. Però noi in campagna elettorale, mi ricordo, con Andrea andammo ad Asiago a presentare la legge sulla montagna, che all'epoca era stata approvata in entrambi i rami del Parlamento. La presentammo ad Asiago e ci siamo presi degli impegni precisi in campagna elettorale e nel programma elettorale, e limitatamente le risorse che abbiamo, sapendo bene che questo bilancio che andremo ad approvare non è il nostro bilancio, perché è un bilancio che poi, diciamo, inizierà ad avere i suoi effetti a maggio, e ci troviamo in questa situazione per lo scollamento rispetto alla finestra elettorale, che di solito è normale, e quindi però comunque da questo bilancio noi avremo delle attenzioni particolari sul tema della montagna, e certo non saranno risolutive, perché è mezz'ora che ne parliamo di quanto anche non siano solo i soldi che bastano, che necessitano e che risolvono una questione come quella della demografia in montagna, o che non risolvono il tema della sanità di montagna, che è un altro grande tema sul quale potremo
o della mancanza di collegamenti intervallivi. Noi siamo a zero praticamente sui collegamenti intervallivi, ecco, però è, diciamo, sintomo di una sensibilità nella quale cresce questa giunta regionale nuova, e anche il Consiglio l'accompagnerà. Il tema delle risorse però De Bernardin pone anche una sfida di gestione. Lei ne parla nel suo libro in relazione al Fondo Comuni Confinanti, una norma che ormai ha superato il decennio di vita, che ha offerto una boccata di ossigeno per le località che appunto confinano con i territori che hanno uno statuto speciale, e però dice anche i piccoli municipi di montagna con poco personale poi si trovano a volte nella difficoltà di doverli spendere quei denari. Ci spiega qualche caso concreto, lei che è passato anche per Baia? Ma il Fondo Comuni di Confine è stata una grande idea del passato, viene da, mi sembra, 2009-2010, quindi sono già 15-16 anni, è rodato, insomma, sono 80 milioni all'anno che vengono elargiti, presi dal bilancio, no, non propriamente dal bilancio, dai trasferimenti statali, che in aggiunta all'autonomia, quindi Trento e Bolzano trattiene la stragrande maggioranza delle loro tasse, e poi hanno anche ingenti trasferimenti statali superiori a quelli del Veneto, che ingrossano i loro portafogli. Da quei trasferimenti 40 milioni di Trento, 40 milioni di Bolzano vengono trasferiti ai 48 comuni di confine, più quelli di seconda fascia confinanti con i comuni di confine. Parlo anche di comuni lombardi, comuni veronesi, comuni vicentini, oltre che bellunesi. Belluno ne ha 15 o 16, mi sembra, su 48, ed è stata una boccata d'ossigeno enorme che noi abbiamo avuto, però sono soldi che possono essere spesi per gli investimenti, solamente per gli investimenti. Noi possiamo fare lo stadio del ghiaccio piuttosto che la piscina, piuttosto che l'infrastruttura, anche lo stesso marciapiede, ma non possono essere usati per le spese correnti dell'ente. Quindi non possiamo, in funzione anche di un limite di spesa che è nazionale sull'assunzione del personale, non possiamo assumere quel personale che ci sarebbe necessario per spendere i soldi che ci vengono dati. È inutile che a un comune, sto pensando a Colle Santa Lucia, a 300 abitanti, è inutile che con 4 persone nel municipio che diamo 10 milioni di euro perché non saranno in grado di spenderli. Questo è quello che sta succedendo in tantissimi dei 48 comuni di confine, non solo veneti. Ecco dove dico che l'attenzione deve essere più ampia rispetto a quelle cose che sono fattibili per una regione a statuto ordinario come il Veneto. Noi anni fa ci davano per spacciati tutti i nostri ospedali, cosa che non è successa. Il Veneto è stato in grado di mantenere anche piccoli presidi ospedalieri come quello di Agordo o di Pieve di Cadore, per esempio, cosa che non è successa in Friuli Venezia Giulia, per esempio. Quindi scelte che portano i loro frutti, ma non sono sufficienti. Non è sufficiente nemmeno il fondo di confine, e non sarà purtroppo sufficiente nemmeno la nuova legge per la montagna, perché comunque, ripeto, se il centro politico amministrativo non può legiferare più vicino al territorio problematico, le difficoltà rimarranno, perché se Venezia o Milano o Torino o Trieste, quindi non sto parlando solo del Veneto, hanno la stragrande maggioranza della popolazione che vive non in montagna, è impossibile per queste realtà amministrative legiferare a favore della montagna, perché dovrebbero
fare 2 leggi sostanzialmente ogni volta che viene promulgata una legge. Pensiamo che Trento e Bolzano hanno la facoltà di modificare addirittura le leggi statali. Arriva la legge statale, loro la recepiscono e la modificano a loro uso e piacimento. Questa è la grande differenza e questo è il grande, la grande possibilità che nel titolo Nuovo Futuro, secondo me, c'è. Siamo in chiusura, allora domanda secca per entrambi, chiudendo il cerchio che adesso De Bernardì stava tratteggiando, col quale abbiamo aperto la nostra conversazione. Fuga dalla montagna, elogio funebre o nuovo futuro? Mi pare di capire che ci siano, pur in un ritratto di luci e ombre, dei margini per essere fiduciosi. Barbisana? Beh, nella misura in cui ci sono in montagna persone come Andrea, secondo me, e per questo io ho voluto portarlo qui quest'oggi, perché è una persona che si batte per la sua terra senza, diciamo, compromessi, senza andare in cerca neanche di visibilità, quindi ho dovuto convincerlo io a venire qui. Quindi diciamo nella misura in cui da queste terre ci sono persone ancora disposte a lottare per esse, vi è la possibilità appunto di un nuovo futuro. Diversamente, se tutti noi ci adagiamo sul fatto che ormai il crinale è quello e dobbiamo solo fare in modo di capire come un domani chiudere i supermercati e aprire dispensari alimentari gestiti dal pubblico, chiudere gli ospedali e mettere 4 ambulanze per portarvi a Belluno. Ecco, se la politica e le persone che vivono in montagna seguiranno questa china, ai noi si avvererà solo la prima parte del libro Fuga dalla montagna e conseguente elogio funebre. Nuovo futuro, noi oggi per carità di sicuro non abbiamo dato un contributo fattivo, però ho voluto organizzare questo incontro per dare rilievo a persone che non hanno smesso di pensare che il destino della montagna bellunese sia ineluttabile e che, come dicevo prima, possa essere solo ridotto a un parco giochi per turisti. Bernardini, le confermo che sta nevicando abbondantemente. Io vorrei anche farvi vedere questo muro bianco che sta fuori dalla finestra, ma il controluce penso che non aiuti tantissimo, è talmente affascinante che vi lascia solo l'idea di quanto stia appunto cadendo in termini di coltre bianche. Allora, buon rientro in montagna, che cosa si porta dalla città, da questa acqua alta che ha intravisto ma che non le ha dato più di troppo fastidio oggi? Ma io volevo chiudere con due pensieri. Uno è il grande piacere che ho avuto di venire a Venezia, perché oggi avevo la possibilità di prendere anche il motoscafo per venire qui, ho scelto di non farlo. La prima volta che vengo a Venezia da solo, mi sono visto Venezia come ho voluto io e mi è piaciuto tantissimo. Questo è un pensiero che va alle bellezze che ha il Veneto. In passato c'era allora l'assessore Marino Finozzi, quindi stiamo parlando di 15 anni fa, avevamo portato dei politici trentini dalla ricca Valle di Fassa qui a Venezia e devo dire che avevamo fatto bingo, perché i fasti di Venezia e della Repubblica Serenissima si vivono ancora, e questo è un lato assolutamente positivo che loro non hanno. Vi chiudo col dirvi che ho partecipato alle ultime elezioni regionali. Ho fatto una scelta ben precisa. Io non ho social, per scelta non uso social, quindi sono una persona tagliata fuori dal mondo sostanzialmente, e se non hai social sei perso. È una battaglia che continuerò a fare, non voglio aprire social. Trovo la gente che mi dice ma ce l'hai con me perché ti ho mandato 8 richieste di amicizia su Facebook piuttosto che su altri social, e io dico guarda, ascolta, non ce l'ho con te, andiamo a berci un bicchiere e diventiamo più amici che non su Facebook. Ho scelto nella campagna elettorale di andare nei punti più marginali della nostra provincia. Ho fatto campagna elettorale a Incino,
frazione di Arsier, 13 abitanti, ne ho conosciuti 2. Sono stato a Costalta di Comelico, ho conosciuto un centenario e un altro avventore di un bar che era sperso fra i monti. Sono stato a San Tommaso a Gordino nel piccolo alimentare di una signora che non so come faccia a tenerlo aperto. Sono stato ad Andraz di Pieve di Livinallongo, c'è questa 75enne che gestisce un bar e anche un piccolo alimentare. Dentro praticamente non c'era nessuno. Ho fatto una campagna elettorale che non poteva portarmi risultati perché lo sapevo in partenza. I voti li prendi da altre parti, devi andare in centro a Belluno nel momento giusto, dove in quel momento trovi tutti gli abitanti che avrei trovato nella parte alta della provincia, ma non era quello che volevo fare. Io mi sono divertito tantissimo a vedere che ancora la montagna ha dei presidi di vita, e questo era quello che volevo fare e che ho fatto, e perciò nutro anche la speranza che quei presidi possano tornare a rifiorire in una nuova vita, come ho scritto nel libro. E con questo auspicio io ringrazio il consigliere regionale Riccardo Partisani, autore del libro Andrea De Bernardino, Fuga dalla montagna, elogio funebre o nuovo futuro, edizioni DBS. Ringrazio il Consiglio regionale del Veneto per averci ospitati e tutto il pubblico che ci ha seguiti in presenza, e non ce ne abbia De Bernardino, ma anche attraverso le pagine social dell'Assemblea legislativa, sia su Facebook che su YouTube. Grazie, e dalle Dolomiti a tutti un saluto, buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. Grazie.